Giù le mani dai bambini e dalla scuola, l'attacco del sindacato e del PD alla regione che chiede agli stranieri non comunitari un certificato dal paese di provenienza per i contributi sui testi scolastici. A difendere la richiesta l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, nessun razzismo, il Veneto applica una legge nazionale in materia di erogazione. Artigiano di Mareno ferito ad un occhio da un colpo di fucile sparato da un cacciatore poi fuggito nel giorno dell'operazione. Se si farà avanti e si dimostrerà pentito, dice, sono disposto a perdonarlo. Incubo spaccate a Padova, l'arresto del 39enne tunisino non ha risolto l'emergenza e così in pieno centro arriva la spaccata numero 38, la rabbia delle vittime. Armati di forbice tentano una rapina in un vivaio di Mogliano, il titolare riesce a metterli in fuga e ne permette l'identificazione. 80 anni fa la sua famiglia lasciò l'Italia per sfuggire alle leggi razziali. Oggi è tornata a Padova per incontrare gli studenti. Sono preoccupata da nuovi rigurgiti di intolleranza, dice. Terra e spazio si incontrano in una 2 giorni dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie in Basilica Palladiana a Vicenza. È Space Apps, evento in collaborazione con NASA e Consolato americano. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Scontro dell'opposizione con la Regione Veneto sulla richiesta dei contributi da parte delle famiglie straniere per l'acquisto dei libri scolastici. La Giunta replica, è una legge nazionale. Nel primo servizio sentiamo l'attacco di sindacati e PD. Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto dei testi scolastici in Veneto, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione ISEE, un documento sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero rilasciato dalle autorità del paese di provenienza. Questo è scritto nelle istruzioni per il richiedente nel sito della Regione, con termine di presentazione per le domande entro il 15 ottobre alle 12. La norma, come fa notare in una mozione alla Giunta il gruppo del Partito Democratico, non è però presente né nella delibera di Giunta né nel bando per la concessione dei contributi. L'erogazione del buono libro, si tratta di 300-400 euro se lo studente frequenta le superiori, ripeto sono 26.000 alla fine quelle domande che sono state fatte l'anno scorso, gli ex comunitari sono stati 7.000 l'anno scorso, quindi anche in proporzione appunto famiglie disagiate che hanno bisogno di questo contributo. Ma è un diritto all'istruzione che può essere compromesso da questo regolamento che non viene neppure citato nella delibera amministrativa che la Giunta approva, ma viene successivamente inserito nel momento in cui fai la domanda, devi compilare il modulo. Noi chiediamo di far chiarezza, che non saltino contributi, perché non è possibile farsi dare dal consolato, dall'ambasciatore, la documentazione che uno non ha beni nel proprio paese d'origine, oppure che ci sia ritardo, oppure che magari uno ha un bene nella propria terra d'origine, ma questo supera l'ISEE, e se si supera l'ISEE vuol dire che non hai più diritto al contributo, cioè i comuni sono in totale confusione. Quindi noi chiediamo di fare chiarezza e di fare una norma che non discrimini. I timori che ci sia una discriminazione in atto sono forti anche da parte della CGIL, che dopo quanto accaduto a Lodi per i buoni pasto si rivolge alla Regione chiedendo di intervenire per 2 motivi. Vedere una certificazione ulteriore diversa per i soli cittadini extracomunitari è illegittimo. Tra l'altro non è nemmeno previsto dal bando che è stato approvato dalla Giunta regionale stessa. La seconda di sostanza. Non vorremmo che attraverso questa iniziativa si volesse in qualche modo alimentare l'intenzione di discriminare una quota di alunni sulla base della loro cittadinanza e della loro provenienza, perché questo sarebbe davvero intollerabile, come sta succedendo ad esempio a Lodi. Allora noi diciamo sgombriamo il campo da questa volontà, non abbiamo bisogno di alimentare divisioni e discriminazioni e soprattutto noi diciamo a tutti coloro che avessero intenzione di alimentare questo tipo di atteggiamento giù le mani dai bambini e dalla scuola. Noi siamo in Veneto, la scuola è proprio il terreno in cui in tutti questi anni si è costruito un modello avanzato e positivo di integrazione e di coesione che non può essere in alcun modo messo in discussione da atteggiamenti di questo tipo, che sono sempre inaccettabili, ma lo sono ancora di più quando sono rivolti verso dei bambini. E sulla questione interviene l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Il Veneto non si è inventato nessuna norma anti-immigrati, dice, si limita ad applicare la legislazione nazionale targata Governo D'Alema. Sentiamo.
E nello scontro politico e sociale a difendere il regolamento regionale con la richiesta agli immigrati non comunitari è proprio lei, Elena Donazzan. Nessun caso di razzismo, dice, è l'applicazione di una norma nazionale. Nessuna discriminazione, perché si tratta di una legge dello Stato che è lì dal 1999 voluta dal governo D'Alema. Noi chiediamo semplicemente che non ci sia discriminazione tra i documenti e le certificazioni che devono portare gli italiani e quelli degli stranieri. Con il regolamento per i buoni libro, il Veneto ha chiesto ai comuni solo di confermare o meno e non di verificare di aver ricevuto dai richiedenti con cittadinanza non comunitaria il certificato o l'attestazione rilasciata dallo Stato estero di provenienza su eventuali redditi o patrimoni immobiliari o mobiliari legalizzati dalle autorità consiliari italiane, precisa la stessa Donazzan. Perché troppe volte proprio su questo tema si chiedevano delle risposte e la certezza dei documenti agli italiani e non agli stranieri. Così abbiamo tolto le discriminazioni. Il primo a discriminare è il Partito Democratico Veneto, che vorrebbe gli italiani sobbarcati di autorizzazioni e documenti e gli stranieri di eccezioni e proroghe. Noi sosteniamo che se c'è una legge la devono rispettare tutti. Conclude così e chiude ogni tipo di polemica Silvia Rizzotto, capogruppo della lista Zaia Presidente in Consiglio regionale. Lo studio è un diritto di tutti, sono in molti tra genitori e cittadini a pensarla così. Sentiamo le interviste. La richiesta di certificati ai cittadini stranieri in Veneto sui redditi all'estero attiene non solo al buono libri ma a tutti i sussidi di carattere economico. Lo specifica l'Anci Veneto nella circolare inviata ai sindaci del territorio. Si cercherà di predisporre note operative, prosegue la circolare, che facilitino le funzioni di verifica dei comuni e diano certezze ai soggetti legittimamente beneficiari. In modo particolare si cercherà di fornire indicazioni sulle modalità applicative delle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese. A dire la loro anche genitori e cittadini. Secondo me non è... poi magari hanno le loro ragioni, io non lo so, però dal mio punto di vista, per come mi è stata posta la domanda, no, non credo ci sia... Secondo lei è discriminatorio? Sì. Dovrebbe essere una cosa normale per tutti, sia per loro che per gli italiani. Dovremmo avere tutti la stessa parità. Nel momento in cui io dimostro di avere un reddito basso, italiano o straniero, siamo equiparati. Ne ho sentito parlare anche al lavoro, perché io lavoro con anche delle persone straniere che quindi hanno figli che vanno a scuola. Ho paura di dire... Sentiva cosa dicevano, si lamentavano? Sì, devo essere onesta, sì, non erano molto d'accordo, però noi a riguardo, confrontandoci un attimo, essendo un po' a digiuno di tutto, non abbiamo avuto modo di dire la nostra, per cui mi riservo ogni opinione. Se si farà avanti e si dimostrerà pentito, sono disposto a perdonarlo. A dirlo riferendosi al cacciatore che ha esploso il colpo che lo ha raggiunto ad un occhio è l'artigiano di Mareno di Piave, rimasto ferito ieri mattina mentre camminava in campagna. Sentiamo. Se io fossi stato ferito veramente gravemente, magari uno può morire anche dissanguato. Sbagliare può capitare anche, però insomma, non prestare soccorso è un po' grave. Ha parlato dall'ospedale di Conegliano a poche ore dall'intervento a cui si è dovuto sottoporre Carlo Giubilato, il 58enne di Mareno di Piave, raggiunto all'occhio destro da un pallino da caccia mentre passeggiava con il cane lungo una stradina asfaltata in zona San Fris. Il tempo di sentire il rumore del colpo esploso da un cacciatore, poi il dolore acuto. Con l'altro occhio ha scorto l'uomo mezza età che raccoglieva la sua preda e si allontanava. Ho detto, ma sei matto, cioè, hai tirato in strada, mi hai colpito, insomma. Lui non ha detto niente, poi gli ho ripetuto di nuovo, guarda che mi hai colpito nell'occhio, fermati là. Sei fermo, mi sono andato dietro e lui è andato via, ho cercato di seguirlo e praticamente è sparito. Non si è fermato a soccorrerlo, men che meno si è presentato ad oggi alle forze dell'ordine. I carabinieri di Susegana stanno cercando di risalire all'identità del cacciatore, ma non è un compito semplice. E intanto Giubilato, artigiano orafo, deve affrontare la lesione che si è procurato senza fare nulla di più che passeggiare. Io ho un pallino sull'occhio, si è piantato sull'occhio, però per fortuna non è entrato dentro. Veramente si è solo fermato, però adesso devo toglierlo
e vedere esattamente poi com'è la situazione dell'occhio. Spera che il responsabile del ferimento si faccia vivo. Di fronte a un pentimento, dice, sarebbe disposto anche a perdonarlo. Sì, perché penso uno possa anche prendere paura e magari preso dal momento, sì, esatto, sì, preferirei che si facesse vedere, ma in qualche maniera parlarci. E piena solidarietà di Federcacia all'artigiano ferito. Speriamo, dice il presidente, che venga individuato presto il responsabile. Non doveva allontanarsi assolutamente, insomma uno chiede aiuto, si soccorre, privo di tutto. Inaccettabile non soccorrere una persona ferita che chiede aiuto, inaccettabile nel 2018 violare semplici norme come il rispetto delle distanze da strade e abitazioni, inaccettabile con simili comportamenti screditare l'intera categoria. Venuto a sapere dell'incidente di Mareno di Piave, Carlo Torresan, storico presidente provinciale di Federcacia, ha subito impugnato il telefono. Ho chiamato il nostro presidente della sezione comunale di Mareno di Piave, ho detto che si avvicini al sindaco e comunichi la nostra estraneità, piena solidarietà, e ci scusiamo anche se non sappiamo chi è, se è della nostra associazione o meno, comunque sicuramente era un cacciatore e facendo parte di questa categoria ci scusiamo con la persona stessa e invitiamo le forze dell'ordine a trovare questa persona. Un pallino vagante, dice quello che ha raggiunto l'artigiano 58enne Carlo Giubilato. Può succedere, ma se colpisce qualcuno significa che non si è osservata la distanza di legge. Quando facciamo le riunioni gli diciamo: mi raccomando, le distanze, non sparate contro le strade, perché è la cosa principale. Io domenica ero in servizio e ho trovato dei cacciatori che erano vicino alle strade, però avevano il fucile scarico, insomma. Poi ne va di tutti noi cacciatori che frequentiamo le nostre campagne e veniamo, insomma, additati a persone non corrette che in qualche modo vogliono solo ammazzare, invece non è vero. In questo momento siamo sull'orlo del ciclone da parte degli ambientalisti che non vedono l'ora di trovare qualcosa per venire contro la nostra categoria, che non siamo tutti così, insomma. A Padova ora l'arresto del 39enne tunisino di 3 giorni fa, non è riuscito a risolvere l'emergenza e così in pieno centro storico a Padova arriva la spaccata numero 38. Lo stato d'animo è, come si può immaginare, un senso di impotenza, non so, di schifo. Lo schifo che ho vissuto, sapere che qualcuno è entrato qui, che ha toccato le... L'incubo non è finito. Nonostante l'arresto del tunisino sospettato di aver compiuto numerose spaccate in città, nelle ultime ore si è registrato il colpo numero 38, preso di mira un bar di via Vescovado, dietro il Duomo e di fronte al Palazzo della Curia. Bottino misero, 200 euro, ma porta forzata con un piede di porco e danni all'ingresso del locale. A dare l'allarme la titolare, che si era recata al lavoro nonostante il giorno festivo e che ha trovato il bar sottosopra e il cassetto del registratore di cassa sul marciapiede. Ho trovato il cassetto fuori dalla porta e da là ho cominciato a elaborare, e ho visto la porta che era semiaperta e niente, poi ho trovato tutto per terra. I carabinieri hanno avviato le indagini, portando via il cassetto per analizzarlo, recuperando materiale che potrebbe essere utile per identificare il responsabile. Naturalmente ora verificheranno le immagini di videosorveglianza della zona alla ricerca di indizi utili. Era la seconda volta che mi succedeva. Una volta mi sono entrati da una finestra là dietro, nonostante ci siano le grate. Adesso dalla porta, quindi da una parte o dall'altra, se vogliono entrano ovunque, cioè siamo in balia di loro. Impauriti e preoccupati, ormai tutti i negozianti di Padova convivono con il terrore di trovarsi derubati e con i danni da pagare. Il pericolo è rassegnarsi, quando invece le istituzioni, comuni, associazioni e forze dell'ordine devono dare forza a questi imprenditori perché reagiscano e non lasciano che a vincere siano i delinquenti. La sicurezza, le telecamere, più vigilanza. Il danno è stato grosso? Non è stato grosso, ma è stato, cioè, uno non si può portare via tutte le monetine dalla cassa, perché cioè, insomma, uno deve anche fidarsi di lasciare le sue cose a casa. Intanto anche la Confesercenti annuncia il progetto Negozi Sicuri, lo stanziamento di un fondo a favore dei negozianti che decidano di installare sistemi di sicurezza di ultima generazione, una cifra a fondo perduto, 2.000 euro per ogni intervento. Denunciati dai carabinieri 3 nomadi sinti ed un 21enne che avevano tentato una rapina ai danni di un vivaio a Mogliano. Il titolare è riuscito a metterli in fuga.
E io l'ho visto da là e lui era qua di spalle e l'ho affrontato da là davanti e praticamente con la forbice ha detto ti sfregio. Sono stati attimi di terrore nel vivaio Varroto di Mogliano Veneto. 3 malfattori sono entrati nell'SR con la scusa di acquistare delle piante. Mentre 2 di loro distraevano un commesso, l'altro tentava di aprire il registratore di cassa con una forbice. In quel frangente lo scassinatore è stato però sorpreso dal titolare. Lui si è rivolto verso di me praticamente con una forbice, minacciandomi, mi ha affrontato con la forbice che io ho reagito in poche parole, e ho tirato un calcio con il ginocchio e la mano e sono riuscito a disarmarlo in definitiva. Lui è scappato uscendo dall'altra porta dell'ufficio dove c'era un altro complice che lo attendeva e in 2 mi hanno affrontato dall'altra parte della strada scaraventandomi per terra e poi gli ho corso dietro, insomma sono scappati via a piedi lasciando la loro vettura fuori strada. Le immediate ricerche dei militari dell'Arma appena giunti sul posto hanno consentito di rinvenire nelle vicinanze del vivaio l'autovettura che i malviventi avevano abbandonato nella fretta di fuggire a piedi. Da lì gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità degli autori che adesso sono stati segnalati alla Procura della Repubblica. Si tratta di 3 nomadi sinti di 35 e 36 anni che insieme ad un 21enne, tutti residenti in provincia di Venezia e con numerosi precedenti di polizia, sono stati denunciati a piede libero per tentata rapina. Bisognerebbe che ci fossero delle pene un po' più severe che venissero applicate. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Il dramma delle morti sul lavoro è stato al centro del congresso della FIOM di Padova, aperto con la testimonianza della figlia di un operaio deceduto in un infortunio in azienda. Sentiamo. I lavoratori sono stati molto gentili con noi, sono venuti a casa, ci hanno fatto veramente un grande regalo, hanno fatto un quadro per papà e sono sempre stati presenti, hanno fatto delle donazioni e ci sono sempre stati tanto vicini perché alla fine quello che è successo a lui poteva succedere a chiunque e io ringrazio coloro che l'hanno capito e che si sono fatti avanti. Quella di Giannina Aca è una testimonianza diretta del dramma delle morti sul posto di lavoro, un tema sul quale non bisogna abbassare la guardia. Per questo la FIOM di Padova ha deciso di aprire il suo congresso provinciale con lei, figlia di un operaio morto l'estate dell'anno scorso alla Unica di San Giorgio delle Pertiche. Le indagini hanno portato all'archiviazione del caso, ma Giannina non si arrende. Noi non vogliamo arrenderci, vogliamo solo giustizia, vogliamo la verità, che ci siano ulteriori prove, ulteriori indagini sul caso e che non venga archiviato così dandogli la colpa di quello che è successo, perché non è assolutamente così, noi vogliamo solo riaprire le indagini. E proseguiamo con la cronaca da Padova. 80 anni fa la sua famiglia lasciò Milano e l'Italia per sfuggire alle leggi razziali. Oggi Vera Vigevani è tornata a Padova per incontrare gli studenti e raccontare la sua storia. Sentiamo. Vera Vigevani Jarak ha raccontato la sua storia a 600 studenti nel Palazzo della Ragione. Nata nel 1928, 90 anni fa, è cresciuta a Milano con la sua famiglia ebrea, che nel 1939 si è trasferita in Argentina per sfuggire alle leggi razziali di Mussolini. È una madre di Plaza de Mayo. La figlia Franca Jarak, infatti, è sparita negli anni della dittatura militare e lei è stata giornalista e scrittrice. È importante ricordare che non è una fuga, è un espatrio. Non è una fuga, noi non siamo fuggiti dall'Italia. L'Italia l'amavamo e non avevamo nessuna voglia di fuggire. È un espatrio molto doloroso. Un incontro con gli studenti che ha suscitato emozioni, curiosità, solidarietà. Una donna dalla forza contagiosa che ha ricevuto il sigillo di Padova dal vice sindaco Arturo Lorenzoni. Bene, posso raccontare e far conoscere, che quello è fondamentale, conoscere la storia in diretta, diciamo, da una che l'ha vissuto. Poi c'è la possibilità di ragionare insieme, siamo nel Palazzo delle Ragioni, di ragionare insieme, di riflettere su cosa si può fare e ragionando insieme possiamo anche trovare delle coincidenze e io spero che queste coincidenze faranno sì che al momento indicato
qualcosa si faccia. Vera Vigevani invita i giovani a reagire in democrazia e con i mezzi che la democrazia dà per unirsi e affrontare i problemi prima che diventino tragedie. Sono preoccupata sia per l'Argentina sia per il resto. In Italia in particolare io seguo più o meno quello che accade in Italia, poi quando vengo mi informano e penso che ci sono dei rigurgiti, ci sono dei movimenti che saranno piccoli ma che possono diventare grandi. Non essere mai indifferenti quando il prossimo sta male, non essere mai indifferenti quando ci sono dei sintomi e dei prolegomeni di queste tragedie che sono le guerre, le persecuzioni, i razzismi, i genocidi, tutto quello. Se guardi dall'altra parte non serve niente la tua azione, se fai qualcosa unito agli altri sì. A Vicenza ora perché Terra e Spazio si incontrano in una 2 giorni dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie in Basilica Palladiana. Sarà la Basilica Palladiana a Vicenza, smesse le vesti della mostra dedicata all'architetto Chipperfield, a ospitare la seconda edizione del Space Apps. L'anno scorso si era tenuta all'interno dell'università. Deve essere un contenitore chiaramente antico ma allo stesso tempo anche moderno nell'utilizzo, cioè dobbiamo guardare al futuro, questo è un esempio, e quindi bene le mostre, però anche spazi legati all'azienda, allo sviluppo industriale del territorio, allo sviluppo anche tecnologico. Una 2 giorni dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie da parte di giovani e giovanissimi, dove terra e spazio si fondono. I partecipanti non solo dovranno sviluppare tecnologie che potenzialmente possono andare nello spazio, ma dovranno trovare anche delle risposte a delle soluzioni globali che riguardano ad esempio i ghiacci, l'inquinamento, il monitoraggio degli incendi e così via. 200 i ragazzi che già si sono iscritti e che arriveranno in città da tutto il nord Italia e Toscana. Tra i giurati che dovranno selezionare i progetti vincenti anche il primo astronauta italiano, Franco Malerba, coinvolta anche la pediatria del San Bortolo con i giovani pazienti chiamati a disegnare lo spazio. Un evento che vede anche quest'anno l'importante collaborazione della NASA e del consolato americano. L'anno scorso è stata la prima edizione di NASA Apps Challenge nel nord Italia e a Vicenza ha avuto così tanto successo che abbiamo deciso di estendere il programma e di individuare altri 4 località nel nord Italia usando Vicenza come esempio. L'anno scorso il progetto dell'Istituto Rossi è arrivato in finale a livello internazionale, vedendo poi sperimentato dai Vigili del Fuoco di Roma la loro app, ma intanto il primo cittadino guarda tutti i giovani che potranno conoscere il capoluogo berico. Noi ogni occasione di scoperta di Vicenza fuori dalle nostre mura è un'occasione da sfruttare, in questo caso parliamo di un parterre di giovani giovanissimi, universitari al massimo, e quindi la volontà è di costruire con questi giovani anche un percorso culturale, avranno l'occasione di vedere le bellezze vicentine e non solo. E siamo in chiusura di questa edizione della nostra programmazione. Questa sera torna 20:10, ospite in studio Elisa De Berti, assessore alle infrastrutture della Regione del Veneto, e poi come ogni lunedì torna in prima serata Ring. Giù le mani dal Veneto, il titolo della puntata di questa sera, in onda dalle 21:15, la rivolta per difendere la Pedemontana e poi le tensioni sul DEF che oggi dovrebbe prendere una forma definitiva. Saranno al centro del dibattito e ancora l'autonomia in fase avanzata con l'ultima bozza. Che ne sarà di noi? In studio l'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, Roberto Ciambetti della Lega e l'imprenditore Giordano Riello. Appuntamento quindi con Ring a partire dalle 21:15. Ed era questa l'ultima notizia, come sempre in chiusura le previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Qualche pioggia bagnerà le nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 16 ottobre. Sul Veneto molte nubi sin dal mattino, con il cielo che risulterà coperto un po' su tutte le nostre province. Qualche precipitazione potrà interessare tutti i settori, maggiori pause asciutte invece saranno possibili sul Bellunese. Temperature in calo con minime tra 13 e 16 gradi. Valori massimi compresi invece tra 17 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia.
Il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e spesso coperto anche sulla nostra regione, ma il tempo si manterrà in genere asciutto, salvo per isolati e deboli piovaschi che non saranno da escludere sulle aree costiere. Temperature minime tra 14 e 16 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 18 e 21 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori meridionali della nostra regione, ma in genere senza fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece sull'Alto Adige, con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.